Amici di Sportisili, ben ritrovati qui dal campo della Fincantieri, match valido per il campionato regionale allievi under 16 girone B, di fronte la capolista Fincantieri e il Junior Sport Club. La battuta di Fontana, secondo palo Di Maggio, la palla sorvola la traversa, prima chance per Kevin Di Maggio. Chiarello sterza, c'è la salita di Randazzo, l'ha vista Chiarello, gran palla per Randazzo che sprinta contro Barbagiovanni, ancora Randazzo, la palla dentro per Taormina che si gira, Taormina! Conclusione fuori. Di Maggio recupera e innesca ancora l'azione, ancora Di Maggio che allarga, la palla che viene toccata da Barbagiovanni, Randazzo, la parata, poi ancora Randazzo, attacco vivo, sinistro, sul fondo. Fontana cerca questa conclusione che Messina smanaccia e poi mette in fallo laterale Barbagiovanni. Teresi imbuca verso Piazza che in posizione regolare, Piazza sull'uscita di Messina e la palla che termina in rete per il vantaggio della Fincantieri. Segna Diego Piazza, un gol che equivale ad una liberazione per la Fincantieri che proprio allo scadere del primo tempo trova il gol del vantaggio. La battuta verso l'area di rigore, colpo di testa di Di Maggio, salvataggio sulla linea, poi attacco ancora vivo con Taormina, Piazza, tiro deviato. Sì. In profondità per la corsa di Fontana, Fontana, serie di rimpalli, la palla che rimane lì, ancora Fontana, Randazzo, il cross, ci arriva col tacco Taormina, poi il tiro e ancora Piazza per il 2-0 della Fincantieri, un'azione insistita sulla fascia e poi bravissimo ancora Diego Piazza, 2-0 Fincantieri. Di Maggio con la traccia in profondità, bellissima per Tripoli, Tripoli mette in mezzo la conclusione di Taormina e il 3-0 e Taormina che torna a giocare in avanti, torna a segnare e la rete del Tris. Palla per Palma, la ruleta di Palma, gran giocata, Palma alla Piazza, c'è la parata Fontana, anzi Taormina ovviamente. Lapsus che si ripete, ma si ripete anche il gol del 4-0 ed è doppietta anche per Simeon Taormina. Ma arriva il fischio con Chiarello che sistema il pallone, propone all'indietro su Scafidi che calcia al volo. Bella idea. Chiarello rischia, infatti la perde. Qui occhio a questo scambio che favorisce Campo, anticipa l'uscita di Martorana, la palla va verso l'esterno, Martorana con un ottimo guizzo. Chiarello che va dalla bandierina, bella palla messa al centro, di testa passa l'acqua, anticipa anche il suo portiere, poi arriva lo Iacono va sul fondo, mette al centro, secondo palo, la palla colpisce la faccia esterna della traversa. Intanto conclusione di Tripoli deviata e la palla finisce in rete. Gol del 5-0. Sembrava aver sorvolato la traversa e invece va a referto anche Tripoli che dopo l'assist segna il gol del 5-0. Di Maggio cerca di andare sulla fascia, mette al centro il pallone, arriva dove c'è Raffaele, poi Taormina passa, resiste una carica, Taormina, l'uscita di Messina. Lo Iacono. E su questa giocata finisce la partita 5-0 per la Fincantieri che batte anche la Junior Sport Lab.